Un orologio per ricordare a tutti che il tempo è scaduto, non si può più rimandare l'emergenza criminalità. È Graziano Stacchio, il paladino di Nanto, a puntare la sveglia e a regalarla a Matteo Salvini in visita pastorale da Milano. Cosa posso dire? Cosa posso fare? Che futuro posso darci io ai miei nipoti? Glielo chiederà anche a Salvini? Queste sono le cose più importanti. Noi abbiamo bisogno di pace e di tranquillità. Il cadeau, costruito da Ezio Cadamuro, trevigiano di Paderno del Grappa, è stato donato dal mastro artigiano in 2 copie, una per il benzinaio eroe, l'altra per il segretario federale della Lega, che ogni volta che parla raccoglie ovazioni e applausi da una folla entusiasta di casalinghe, pensionati e ciclisti di passaggio. Poi le foto coi cellulari, i selfie che ormai vanno di moda anche tra gli over 80, perché tutto fa spettacolo. I sensi paiono intorpiditi tra la realtà e il palcoscenico, tra i flash dei fotografi e i colpi di Kalashnikov sparati dai banditi, tra il mercato delle magliette con scritto "Io sto con Stacchio" e le passerelle di politici emotivamente coinvolti. Mi è piaciuto il profilo basso, non si tratta di eroismo, si tratta di quello che qualunque padre di famiglia, qualunque nonno, qualunque genitore avrebbe fatto, e per questo ovviamente non deve passare neanche 5 minuti di grani o di problemi. Anche Matteo Salvini cammina sul red carpet della cronaca drammatica che invita a riflessioni serie e profonde. C'è bisogno di riforme, è la giustizia che le chiede per voce del popolo, è la cronaca dei furti, delle rapine, delle sempre più frequenti incursioni criminali a imporlo. Così le istanze di Nanto diventano cavalli di battaglia su cui salgono partiti e candidati che non vogliono e non possono più far finta di niente. Ci sono dei rapinatori con la fedina penale lunga mezzo chilometro che sono in giro a rompere le palle al prossimo, e quindi in Italia purtroppo se vieni condannato a 10 anni di carcere dopo 2 anni sei fuori per l'indulto, lo svuotacarcere o lo sconto di pena. Quando saremo al governo non ci saranno sconti di pena, svuotacarcere o indulti per nessuno. Dal benzinaio eroe all'orefice furioso, Matteo Salvini lascia Graziano Stacchio e trova Roberto Zancan, che gli mostra il video dell'assalto criminale ripreso dalla telecamera di sicurezza della sua gioielleria. Sono immagini crude, il leader della Lega ce le racconta prima di ripartire e nei suoi occhi c'è immensa tristezza. L'inferno di Nanto lascia il segno, un solco profondo che dal Veneto porta a Roma, al Parlamento, per trasformare le paure in leggi e la rabbia in riforme. Uno con la maschera di gomma che prende a sprangate l'ingresso con una ragazza dentro e uno che inizia a sparare col Kalashnikov fuori, serve che la politica tocchi con mano queste cose, veda quei video lì, farei vedere a qualche buonista in televisione quel video lì della ragazza.